Scatman's World. Veneziano, siamo su Civilization 5, ragazzi, siamo andati un po' avanti perché insomma dobbiamo andare un po' avanti con la campagna. Allora, Pedro II se n'è andato fuori dalle balle perché Cesarone Augusto l'ha conquistato, grande Cesarone, eccolo qua, San Paolo, Rio e Salvador. Io ho conquistato Graz, Salisburgo e Caocchia e adesso devo conquistare Vienna e sono a posto con l'Austria. E poi ragazzi chiaramente siamo in vantaggio di brutto sul Portogallo. Adesso chiaramente entriamo nella fase calda della campagna e dopo l'Austria voglio conquistare il Portogallo, comunque non perdere balle al Portogallo. Sinceramente Augusto mi sembra indietro, mi voglio dedicare più sinceramente a Maria. Anche perché Rome, dov'è Rome? Bella indietro, Roma è qua, perdo troppo tempo, preferisco andare sul Portogallo. Ok ragazzi, ormai l'Austria è presa, manca pochissimo. Molto bene, bravi ragazzi, hanno fatto alla grande il lavoro. Dai che ci siamo, qua non possiamo. Relax, qua abbiamo fatto tutto, ok. Molto bene. Dai che siamo vicini ragazzi, siamo vicini all'Austria. Siamo vicinissimi ragazzi. Molto bene. Dai, non rompete i maroni, che è fatta ormai. Ho perso un po' di unità, però va bene. Ok. Allora, promozione. Vai. Qua ho fatto una stronzata, sicuramente. Merda. Bella, grande. Qua ho fatto una cagata, però, No, doppia cagata. Sono un coglione. Ragazzi, sono un deficiente, ho perso un turno così. Non si può perdere un turno così. Non si può perdere un turno così. Vabbè ragazzi, capita, purtroppo anche i migliori sbagliano. Niente, vabbè, affanculo. Vabbè, prossimo turno è mia comunque, dai, un po' di suspense. Questa campagna che però sta andando veramente bene adesso, l'unica cosa... Speriamo che perdo un'unità per il cazzo, no? Dio Cristo. Ok. Dai. Andiamo a prendere Vienna. Vai. Ciao Austria. Oh sì, ho pena e dolore, Ciao tesoro, ciao. Vai raga, adesso inizia la guerra contro il Portogallo, prima città o porto. Salviamo per sicurezza, vai. E andiamo. Ok, ciao puttanone. Allora no. Abbiamo 6 aerei ragazzi. Possiamo attaccare con 6 aerei della grande guerra. E uno a 50 di difesa o porto. A 50. Dai che ce la possiamo fare. Vai che ce la possiamo fare ragazzi. Buttiamo giù questa prima città del Portugal. Adesso attacchiamo veramente con tutti gli aerei. Tutti suo porto ragazzi. Tutti suo porto. Mancano non tantissimi turni ragazzi. Siamo messi bene ma non benissimo. Ok. Vai ancora. Vai che sta a porto, se ne sta andando, dai. Siamo già a metà ragazzi. Solo con gli aeroplani. E si gode. Vai. Dai che in un turno in 2 turni possiamo conquistare Oporto ragazzi. Dobbiamo solo stare calmi. Perfetto. Basta un'unità di fanteria e Oporto se n'è andata. Ok. Adesso avviciniamo le nostre unità.
porto ormai è nostra. Il problema è che guardate quanto esercito che ha il Portogallo. Tantissime navi, però ragazzi ha un esercito pericoloso. Quindi stiamo calmi, stiamo tranquilli. Se buttiamo via l'esercito portoghese comunque è fatta. Tanto Porto è nostra. Ok. Adesso qua dobbiamo buttare giù assolutamente ste unità. Dai ragazzi, dovete fare il vostro lavoro. Ok, dai che questa è andata. No, aspetta un attimo. Ok. Buono, questo deve andare a fare in culo. Mamma mia, sono tantissime ragazzi, sono tantissime. Ok, questa è andata giù, molto bene. Adesso buttiamo giù questa. Sono organizzati, non so come hanno fatto sinceramente i portoghesi a fare tanto esercito con... hanno fatto solo... ragazzi, ha un po' paura del Portogallo, mi dà Funchal, Braga e Coimbra ragazzi, e io accetto. Sì. Mi sono pigliato ben 3 città ragazzi. E il Portogallo adesso è ultimo. Ah, come godo, che libidine. Ragazzi, ho massacrato il Portogallo, veramente l'ho massacrato. Con gli aeroplanini ho distrutto tutto il suo esercito, ragazzi. E adesso voglio prendere solo la capitale, Lisboa. Adesso è il nostro momento. Ma perché non va? Ma perché non può andare? Non capisco sto vaneggio di merda. Boh, non capisco sta roba, ragazzi. Un bel problema è questo, perché non posso attaccare? Perché non posso attaccare? Vabbè, qua devo andare con le unità così, ma sinceramente mi sembra una gran stronzata. Ah, Dio mio. Vai. Oh, ok, sono un deficiente, ragazzi, è ufficiale. Ok. Adesso so cazzi vostri, Lisbona. So cazzi vostri. So cazzi vostri, adesso Lisboa. Dai che andiamo. Dai che andiamo a vincere. Se va via Lisboa è quasi fatta. Certo che l'è dura, eh? L'è molto molto dura. Hanno 91 in difesa, mamma mia. Neanche 50 aerei, cazzo. Vai. Un altro. Mamma mia che sofferenza, ragazzi. Mamma mia che sofferenza. Dai Lisbona, vai giù. Ci vogliono 52 aerei, ragazzi. 72 anni dopo. Bene. Beh, mi sono veramente tutto merito dell'economia, ragazzi. Solo con un'economia solida si può tentare la vittoria per dominazione. Se no è proprio impossibile. Vai. Aspetta che sti aerei me li sto godendo alla grande, eh. Dai che deve andare giù anche il Portogallo che mi ha rotto i coglioni. Dai che deve andare giù anche il Portogallo. Vai, madonna, una flotta, ragazzi. Oddio. Stiamo massacrando Lisbona, ragazzi. Stiamo massacrando Lisbona. Aeroplanino Fly Simulator, Combat Fly Simulator. Ciao, ciao. E Lisbona, no? Ho finito? Finitus, ok. No, ho fatto una cappella, però speriamo bene con Oporto. Cazzo, devo fare il castello, le rove. Piccolo errore comendiano. Mini errore comendiano. Aia. Beh, gli aeroplani vanno là. Bella, bella, bella.
Mongolo. Perfetto. E adesso possiamo chiudere tutto. Possiamo chiudere il discorso, ragazzi. Possiamo chiudere il discorso. Dai, 12 aerei, cazzo c'è. Vai, comandone. Petrolio, avevamo 8 di petrolio che ci sta dando la Roma. Ciao Lisbona. Ciao Lisbona. E anche il Portogallo se n'è andato, ragazzi. Anche il Portogallo se n'è andato. Avevamo un gran punteggio, 2148. Possiamo battere il record con Bismarck fatto un paio di mesi fa, anzi un anno fa forse. Vai. Ciao Lisboa, ciao. Fatta, ragazzi. Sì, amore, sì. Suca. Terei di consultare Sì, suca. Perfetto. E adesso, ragazzi, manca solo... Ok, allora siamo verso la fine, quindi... Ormai ci siamo spostato 20 bombardieri. Di qua manca solo questo da spostare la prossima volta, ma ormai ci siamo, ragazzi. La vittoria del Comendone, cioè ho dominato, adesso non può inventarsi niente sto romano del Cavulus su Cesarone. Enricone Dandolo veneziano, attenzione! Hai trionfato sui tuoi nemici con l'arte della diplomazia. La tua astuzia e saggezza ti ha permesso di guadagnarti molti amici e ha diviso e confuso i tuoi nemici. Sarai per sempre ricordato come il condottiero che ha portato la pace a un mondo esausto. Ragazzi, non me l'aspettavo, ma chiaramente ero l'unico, avevo più delegati di tutti. Alla fine, paradossalmente, cioè in maniera incredibile, ho portato a casa la vittoria diplomatica. Perché? Perché ero solo io contro il Romano di Roma. Però d'altronde io avevo più delegati di lui e quindi ho vinto. Quindi non lo sapevo questa cosa del nuovo Civilization. Quindi alla fine è una diplomazia molto non democratica, insomma. Però alla fine abbiamo vinto, ragazzi, incredibile. Non me l'aspettavo, sinceramente, di vincere subito. Ho fatto un bel po' di punti, però, Quanti ne ho fatti? 3142, primo posto in classifica. Ragazzi, ho meritato sta vittoria, comunque. L'ho veramente meritata. Mi dispiace del fatto che chiaramente ho avuto ho tagliato un po', perché chiaramente c'erano solo battaglie, ma veramente uguali, abbastanza noiose. Sinceramente, quindi sarà un video non tanto lungo. Però adesso ho in mente di fare la campagna col Bode in multigiocatore, quindi insomma ancora ci sarà ancora Civilization nel canale, ragazzi, non preoccupatevi. E niente, raga, ho stravinto con Venezia. Torna al menu principale. Il Comendone ha dominato il mondo. Grande. Buono, raga, allora con Enrico Dandolo, vittoria diplomatica, la mia prima vittoria diplomatica. Un saluto del Comendone veneziano. Ciao! Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.